Buongiorno. C'è sempre Pierini che è indisciplinato, così inizio con lui. No, grazie a tutti intanto e benvenuti
guardavo prima e lo dico anche alla mia giunta, è l'8ª legge finanziaria che abbiamo approvato in quest'anno, quindi abbiamo un percorso insieme importante che inizia proprio dai numeri. E i numeri fanno vedere come abbiamo avuto un aumento importante già dall'altro anno delle risorse disponibili per quanto riguarda la comunità di questa regione, con un aumento di 277 milioni, ma la cosa, secondo me, che non è replicata e replicabile in altre realtà è l'aumento da quando abbiamo iniziato delle disponibilità di bilancio di 4 miliardi e 100, quest'anno abbiamo approvato una legge finanziaria che mette a disposizione del Friuli Venezia Giulia 6 miliardi e mezzo, cioè un aumento del 58% che penso sotto gli occhi di tutti testimonia che sia qualcosa di straordinario, frutto di più fattori. Uno di questi, ed è evidente, la crescita di questa regione. Potrei citare i nuovi patti finanziari che abbiamo siglato, quindi con ovviamente una situazione di maggior vantaggio per il Friuli Venezia Giulia rispetto al contributo dal saldo di finanza pubblica che davamo precedentemente, che sicuramente hanno contribuito, ma la verità è che noi viviamo di risorse proprie. Noi viviamo di compartecipazioni, a differenza delle altre regioni, a statuto ordinario, che invece godono di trasferimenti ordinari da parte dello Stato centrale, e quindi è il vero termometro che testimonia lo stato di salute del Friuli Venezia Giulia. A noi ci sono tante ricerche, tante ipotesi, alcune molto fantasiose anche, alcune molto di parte. Questi invece sono numeri oggettivi. I numeri oggettivi ci dicono che il Friuli Venezia Giulia è cresciuto perché le entrate del Friuli Venezia Giulia, che vive dal tessuto produttivo ed economico di questa regione, le nostre entrate derivano da quello, se crescono vuol dire che è un territorio che è cresciuto in modo importantissimo in questi anni. E questo ci ha permesso, adesso farò, e cercherò veramente di non essere troppo lungo, però una breve carrellata con tutta la giunta qui presente, che ringrazio, di quello che gli assessori, insieme ovviamente alla nostra maggioranza, sono riusciti a fare in questi anni, nel 2025 in particolar modo ovviamente, per fare una fotografia di quanto è appena passato, ma anche quanto programmato, grazie anche a queste risorse per il 2026 con la nuova legge finanziaria. Adesso vediamo se come funziona. Perfetto. Questo è un breve riassunto che non vi starò ad elencare, ma avete a disposizione sullo schermo, delle risorse stanziate per le diverse direzioni proprio in questa manovra di bilancio da 6 miliardi e mezzo. E questa solidità di cui ho parlato fino adesso è testimoniata anche dalle agenzie internazionali di rating che ci mettono ai vertici assoluti del nostro paese. Vertici assoluti vuol dire che non è che siamo tra le prime posizioni, siamo i primi in assoluto per Moody's, proprio uscito pochi giorni fa, noi e la Lombardia, con un rating più alto dello Stato italiano, così stessa cosa vale per Fitch, che siamo a meno, anche in questo caso più alto dello Stato italiano. Noi abbiamo una finanza solida, non abbiamo di fatto indebitamento e continuiamo però a riuscire a garantire risorse molto importanti per il Friuli Venezia Giulia. Questo anche perché abbiamo sempre, continueremo a farlo in questi anni, ragionato in un discorso di prospettiva. E la prospettiva è quella di consegnare e avere a disposizione una regione che non viva, come purtroppo è successo in anni pregressi, semplicemente di misure elettoralistiche che dopo lasciano il conto da pagare a chi viene dopo, ma che invece possa garantire una stabilità a lungo periodo e possa continuare a garantire gli investimenti in questo territorio in modo strutturale. E tutte le misure che poi anche vi racconterò, ribadisco velocemente in questa presentazione, hanno quell'obiettivo. Abbiamo sempre evitato di fare bonus una tantum. Tutte le misure che abbiamo fatto sono pluriennali. Chiaramente magari dopo 8 anni decidiamo di sospendere una per attivarne un'altra, ma sono sempre pluriennali. Non abbiamo mai deciso di fare bonus una tantum, che sarebbero invece limitative e poi creano distorsioni di mercato abnormi. L'abbiamo visto su misure nazionali pregresse, cosa è accaduto, e quando si creano le distorsioni di mercato vuol dire sprecare risorse pubbliche, significa non aiutare veramente i cittadini e vuol dire creare delle bolle che poi paghiamo tutti. Ho voluto fare questo focus, anche visto i drammi che hanno colpito la nostra regione, però
vedere anche quanto abbiamo investito in questi anni sul dissesto idrogeologico. Perché sapete, quando avviene purtroppo il fatto avverso, giustamente c'è una grande attenzione e la voglia di intervenire, il dovere di intervenire in modo sempre più incisivo. Però tante volte perché quando non succede niente, grazie alle opere che si mettono in campo, poco se ne parla e penso sia sbagliato. Noi dobbiamo raccontare tutte le opere di contrasto al dissesto idrogeologico in modo strutturato, perché quando non ci si accorge dell'opera vuol dire che ha funzionato bene, perché vuol dire che è servita ad evitare delle ripercussioni su persone e cose nel nostro territorio. Noi dal 2018 al 2025 abbiamo investito tra fondi nazionali e regionali e dello Stato 1 miliardo e 400 milioni suddivise con 500 milioni tramite direzione ambiente e 920 milioni attraverso protezione civile. Misure che continuiamo a rifinanziare anche negli anni a venire, ma dopo, quando arriveremo al punto, mi permetto di raccontarvelo. Dall'altro abbiamo invece i grandi eventi a cui il Friuli-Venezia Giulia nel 2025 ha partecipato. Ce ne sono molti, ma abbiamo voluto fare un focus ovviamente su Go25, che abbiamo avuto un ritorno dal punto di vista turistico molto importante, potete vedere i dati nella slide a disposizione, quindi un ritorno economico e di opportunità di crescita per il nostro territorio molto importante, in particolar modo ovviamente per la città di Gorizia, su cui abbiamo, scusate anche questo dopo aver citato, ma un particolare orgoglio è quello che abbiamo inaugurato proprio qualche giorno addietro, il Galleria Bombi, che è un'opera di levatura internazionale. Ma oltre a questo abbiamo il più grande artista mondiale per l'arte digitale, Refik, che quest'anno esporrà la sua opera in Galleria Bombi. Ma la cosa secondo me da sottolineare è che quando il pubblico, invece semplicemente che riqualificare e mettere a posto una galleria, che vuol dire ridipingerla, togliere le infiltrazioni, rimettere la norma, invece gli dà un valore aggiunto enorme, penso che sia un fatto molto importante che voglio sottolineare. Ma non si fermerà a quello. Galleria Bombi vuole essere l'inizio di un percorso che vedrà Gorizia al centro, e mi piacerebbe che si potesse veramente creare un progetto su cui stiamo studiando affinché Gorizia possa diventare veramente capitale dell'arte digitale a livello europeo, attraverso un'infrastruttura così importante che potrà essere anche implementata, e qualche idea c'è già, però è un investimento che guarda veramente al futuro con una grande capacità di attrazione. Dall'altro ad Expo, che come vedete anche i numeri sono straordinari. Noi saremo presenti, proprio ieri in conferenza delle regioni ne abbiamo discusso, e come Friuli-Venezia Giulia saremo presenti anche a questi Expo intermedi, diciamo, che in questo caso è molto vicino a noi perché è in Serbia, Osaka ci ha dato grandi opportunità che stiamo continuando a coltivare, non soltanto questi numeri impressionanti di presenze, devo dire con oltretutto un allestimento per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, che è stato uno di quelli più apprezzati per quanto riguarda il Padiglione Italia. Padiglione Italia, voglio ricordare che è stato il padiglione più visto ad Expo, con costi decisamente più bassi rispetto ad altre realtà internazionali, ma su questo il sistema delle regioni, quindi non solo il Friuli-Venezia Giulia, vuole continuare ad essere presente, perché l'internazionalizzazione passa anche attraverso quei legami che possono nascere in occasioni importanti come queste, ma che devono essere coltivati e fatti crescere nel tempo, e col Giappone proprio su questo si sono aperte opportunità importanti che penso nei prossimi mesi saremo in grado di presentare. Andiamo invece specificatamente adesso alle varie competenze e iniziamo dal vicepresidente Anzi con la delega alla cultura e sport. Anche qui, se permettete, oggi perché lo avete a disposizione, non voglio fare tutto l'elenco, ma soltanto sottolineare alcuni passaggi che probabilmente non sono i più importanti, ma giusto per fare capire quanto Regione Friuli-Venezia Giulia proprio in queste competenze cultura e sport ha voluto investire. Dalle attività culturali, come vedete, sono risorse importanti, ma in particolar modo nel 2025 sullo sport, tra i vari bandi e le varie linee di intervento, Regione Friuli-Venezia Giulia ha garantito quasi 146 milioni di euro. Un investimento importantissimo che riguarda più settori e incide moltissimo nelle nostre comunità, non soltanto per quanto riguarda l'attività sportiva. Voi capite che
tutte quelle attività di associazionismo ed altro che insistono nelle nostre comunità sono fondamentali per le comunità stesse. Ha un ruolo sociale fondamentale l'attività sportiva e la capacità di aggregazione, la capacità di dare risposta alla popolazione del Friuli Venezia Giulia, e proprio sullo sport penso che inizieremo un progetto importante con Sport e Salute per valorizzarlo e cercare anche di ricomprendere fasce di popolazione che normalmente rischiano di allontanarsi dall'attività motoria. Penso soprattutto alle persone in attività lavorativa, che vedono un allontanamento, e quindi anche poi con l'aumento dell'età e l'avanzamento dell'età rischi anche poi si ripercuotono dal punto di vista della salute. Per questo lo sport non è semplicemente sport fine a se stesso, ma lo sport è prevenzione, lo sport è comunità, lo sport è in grado di dare delle risposte anche magari a quei territori che non appartengono ai grandi centri urbani. Ma sul 2026 con Sport e Cultura abbiamo deciso di continuare a fare investimenti importanti, ma mi voglio fermare in particolar modo su quello che ci accompagnerà, un misto ovviamente in questo caso tra la Direzione Cultura e Sport e Promoturismo, per quanto riguarda la capitale italiana della cultura. Infatti abbiamo deciso di attivare, esattamente come abbiamo fatto con Gorizia, Pordenone and Friends, una serie di eventi collaterali che vedranno sempre come fulcro la città del Pordenone, ma non solo, coinvolgeranno tutta la regione Friuli Venezia Giulia, e già nell'anno che antecedente alla capitale italiana della cultura 2027, nel 2026 abbiamo stanziato le risorse per una serie di eventi importanti che ci accompagneranno e cercheranno ovviamente di promuovere con sempre maggior intensità la capitale italiana della cultura. Per quanto riguarda le infrastrutture, anche in questo caso potete vedere un elenco molto riassunto degli interventi che abbiamo portato avanti, ma penso che le risposte dai cittadini che abbiamo avuto per quanto riguarda le politiche abitative del patrimonio edilizio privato siano state molto importanti, e ci sono grandi richieste per questi interventi che riqualificano il nostro patrimonio, il patrimonio di tutta la regione. Avevamo iniziato, come ricorderete bene, e stiamo continuando per quanto riguarda il fotovoltaico, ma abbiamo proseguito con tutti gli altri interventi di riqualificazione edilizia che aumentano ovviamente il patrimonio dei cittadini, ma migliorano il patrimonio generale del Friuli Venezia Giulia. Così sul 2026, come potete vedere, per le politiche abitative sono a disposizione 155 milioni di euro, più una serie di interventi importanti anche specifici. Pensiamo alla tangenziale sud con 64 milioni di euro, e altri 64 milioni di euro, l'edilizia scolastica con 77, quindi misure dal punto di vista economico estremamente importanti. Per quanto riguarda le attività produttive, invece con l'assessore, e questo abbiamo finito così con l'assessore Almirante, per quanto riguarda attività produttive con l'assessore Bini, penso che dobbiamo concentrarci su Manifattura 2030, che è stata, diciamo, la grande rivoluzione portata quest'anno, che riesce non soltanto a portare diciamo, misure innovative, ma anche ad aggregare tante misure che erano sparpagliate, che riescono a dare un quadro certo a chi vuole investire in Friuli Venezia Giulia, perché ha specifiche ovviamente interventi per quanto riguarda l'attrattività del nostro territorio, la transizione energetica e l'accesso al credito delle nostre imprese, esattamente come il codice regionale del commercio e del turismo, un altro passaggio importantissimo per quanto riguarda l'attrattività della nostra regione, che guarda non soltanto alla semplificazione, ma anche a un modello di turismo che sia in grado anche di differenziarsi da altre realtà italiane e che può dare un'ottima risposta al tipo di territorio che noi abbiamo, e quindi al tipo di turismo che possiamo offrire. Oggi abbiamo molto evidente che le richieste turistiche oggi guardano in particolar modo alla qualità, non soltanto a quel turismo di massa che abbiamo conosciuto negli anni pregressi, e per questo tutta la serie di misure, penso agli investimenti strategici che abbiamo portato avanti, penso ai contributi che abbiamo dato e continuiamo a dare per gli investimenti del comparto ricettivo per i 4 stelle, dei 4 stelle in più, vogliono andare in quella direzione, cioè creare un modello coerente di attrattività turistica, supportare chi investe nella nostra regione e garantire quella qualità che è fondamentale. Io continuiamo a dire insieme all'assessore Bini più volte, la struttura ricettiva non è un di cui. La struttura ricettiva fa parte diretta della qualità turistica di un territorio. Pensiamo a quante ore un turista passa nella stanza, va per vedere un territorio, ma quante ore passa nella stanza in un hotel? Noi dobbiamo dare delle strutture che sono in grado di soddisfare le esigenze
evidentemente con una grande competitività sempre maggiore, ma in grado di soddisfare le esigenze del turista che sceglie il Friuli Venezia Giulia. E i numeri, devo dire, testimoniano grandi risultati per quanto riguarda la nostra regione, perché anche in momenti nel quale nelle altre parti d'Italia vediamo un decremento, una stagnazione dell'attrattività turistica, nella nostra regione in realtà continuano a crescere, e anche quest'anno, già ad ottobre, abbiamo raggiunto le 10 milioni di presenze, che devo dire è un numero che avevamo festeggiato l'anno precedente, a fine anno, come dire, abbiamo battuto il record. Quindi riusciamo a crescere ogni anno, riusciamo ad essere attrattivi ogni anno, riusciamo anche grazie a un sistema di promozione della nostra regione ad essere sempre più incisivi. E devo dirvi, qua non faccio un'anticipazione, ma vi faccio soltanto un breve passaggio sulla campagna di comunicazione che faremo il prossimo anno, che sarà una cosa estremamente innovativa. La studiamo già da qualche mese. Dal prossimo anno ci sarà veramente una rivoluzione, e devo dire anche una coerenza di tutti i canali di comunicazione della promozione del Friuli Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale. Passiamo all'assessore Callari, che purtroppo oggi non è potuto essere presente per questioni di carattere personale, ma che ringrazio anche lui per l'importante lavoro che ha svolto, soprattutto perché è un lavoro che tante volte è difficile raccontare, perché è un lavoro estremamente tecnico, estremamente diciamo interno all'amministrazione, però proprio la sua direzione per quanto riguarda gli uffici regionali, che come capite è un investimento importantissimo in un'area molto complessa, perché ovviamente interferisce con quanto sta facendo il Comune di Trieste. Abbiamo chiuso il progetto di fattibilità tecnico-economica per quanto riguarda la sede di Portovecchio, un lavoro molto importante. Stiamo proseguendo in questa direzione, per non parlare del soggetto aggregatore regionale per quanto riguarda le gare, che gestisce 4 miliardi di risorse, perché noi aiutiamo tutti gli altri enti a poter ovviamente bandire gare e quindi a ricevere servizi e forniture di cui hanno necessità. Questo avviene grazie alla Regione, per quello dico un lavoro che non si vede. Non è che uno va in piazza e dire ho fatto la gara per il Comune X o d'altro, però è fondamentale per l'efficacia e l'efficienza della nostra Regione. Così come nel 2026, come vedete, abbiamo sempre gli interventi in Portovecchio per quanto riguarda il progetto Portovecchio 5G, così come le fibre ottiche, il demanio marittimo e tutti gli altri diciamo, interventi che la direzione sta portando avanti. Passiamo all'assessore Riccardi, una delega sicuramente sfidante, che è quella alla salute, oltre alla protezione civile, e su questo devo dire che abbiamo fatto un lavoro importantissimo, portato avanti con grande serietà, senso di responsabilità, e lo dico orgogliosamente, lontano da qualsiasi propaganda. Abbiamo fatto e stiamo attuando una riforma con una programmazione del nostro sistema sanitario che anche oggi, l'avete visto anche sui principali quotidiani della Regione, testimonia come i risultati stanno arrivando. L'abbiamo detto, penso, chi è venuto qui alle diverse conferenze stampa, sempre con grande coerenza. Andare a riformare il sistema sanitario richiede anni, richiede scelte coraggiose, richiede cercare il più possibile ovviamente di spiegare queste scelte, ma non inseguire ogni singolo motivo di propaganda, perché altrimenti chi ci rimette non è un'amministrazione regionale, anzi, lo dico con chiarezza, per un'amministrazione regionale sarebbe molto più facile inseguire questa propaganda, molto più facile. Il problema è che per rimetterci sono i cittadini. E per questo penso al piano della rete oncologica, penso ai contributi che diamo alla parte professionale del nostro sistema, proprio per l'attrattività del nostro sistema stesso, all'aumento di personale, al momento concreto di risorse per ogni singolo lavoratore del nostro sistema sanitario. È un motivo che sta portando passo dopo passo, con estrema difficoltà, sia ben chiaro, però raggiungere dei risultati che si dimostrano essere importanti e si dimostrano essere di prospettiva. Così per il 2026 abbiamo fatto un'altra scelta molto importante, cioè quella che avevamo iniziato nel 2025 per quanto riguarda il 2025, ma nel 2026, insieme all'assessore Zilli ovviamente, che è la delega alle finanze,
abbiamo scelto di dare in modo strutturale, e questo è ovviamente sul triennio, tutte le risorse di cui il sistema sanitario, e con i relativi aumenti sia ben chiaro, di cui il sistema sanitario ha bisogno a inizio anno, così da poter fare una programmazione da subito per ogni singola azienda sanitaria e poter quindi organizzare il lavoro delle stesse in modo strutturato e non aspettando le varie leggi finanziarie che si susseguono durante l'anno e che creano incertezza e non danno continuità alle scelte. Così come gli investimenti sul PNRR, noi pensiamo, e proprio oggi ne abbiamo parlato oltretutto in giunta, di raggiungere tutti gli obiettivi perché le misure che abbiamo messo in campo anche per lavorare in tal senso, ovviamente la parte sanitaria nel PNRR svolge un ruolo fondamentale, non soltanto per noi ovviamente, ma per tutto il Paese, e su questo siamo assolutamente in linea con i tempi e riusciremo a raggiungerli. Così come per quanto riguarda protezione civile, anche qua non entro nel merito di tutto, però voglio ricordare che il prossimo anno c'era il 50esimo del terremoto, sul quale si succederanno diverse iniziative, su quale sono coinvolte come con il coordinamento della protezione civile, però tutti gli assessorati che ognuno nelle sue competenze cercherà di valorizzare al massimo un anniversario che riteniamo importante per le nostre comunità ovviamente, ma anche e soprattutto in prospettiva per quello che il Friuli è stato in grado di garantire in termini di ricostruzione e di ripresa di un territorio colpito drammaticamente dall'evento. Così passiamo, se va, alle autonomie locali. Anche in questo caso abbiamo, e devo dire anche rispetto alle polemiche emerse dall'Aula, in realtà noi continuiamo ad aumentare le risorse per i comuni del Friuli Venezia Giulia. Arriviamo al 2026 dove addirittura c'è un aumento sul finanziamento ordinario, ma guardate soltanto per quanto riguarda gli investimenti sul nostro territorio. Non esiste nessuna regione in Italia, e lo dico con estrema chiarezza e certezza, paragonato ovviamente al nostro numero di abitanti, che può garantire 95 milioni di euro, e stiamo parlando solo del 2025, per quanto riguarda la concertazione, quindi investimenti extra, le risorse del Comune, per i propri territori. Poco più che 69 milioni di euro per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato, su cui continuiamo ad insistere. Noi pensiamo che strutture che penso a quelle sportive, ma non solo, dei comuni, devono essere valorizzate in un'alleanza tra pubblico e privato. E questo lo dico perché pensate che noi abbiamo infrastrutture pubbliche che costano di spesa corrente soltanto per aprire la porta ogni giorno centinaia di migliaia di euro ai nostri comuni. Risorse sottratte ai cittadini semplicemente per aprire una porta. Non è molto più intelligente lavorare con il privato che ci mette delle sue risorse, che porta avanti lui l'attività, che magari valorizza quell'infrastruttura e garantisce ovviamente l'interesse pubblico attraverso il PPP. Ci auguriamo che questo possa sempre di più andare avanti, ci auguriamo che anche le risorse già stanziate in alcuni comuni possano essere spese velocemente, perché questo lo dico con chiarezza, noi mettiamo ingentissime risorse nel PPP, ma se qualcuno pensa di mobilizzare per anni ha capito male. La Regione non è che poi le destinerà ad altro perché il Comune ormai se le è tenute e le sposta da un'altra parte. La Regione se le prende indietro, perché sono risorse con progettualità specifiche che servono per valorizzare un territorio e fare da leva con soldi privati per migliorare l'intervento sul territorio. Da parte del Comune non è che dopo uno prende i soldi e poi dice non sei saputo fare niente, mi tengo i soldi, faccio dell'altro. Così non funzionerà, lo dico con chiarezza. Esattamente come altri 116 milioni di euro sulle norme per quanto riguarda il rilancio. Se fate la somma, voi capite che sono risorse enormi che abbiamo messo a disposizione. E poi c'è la misura sull'Ilia, unica regione d'Italia che differenzia l'imposta sulla casa tra seconde, terze, quarte e quinte case. La prima e seconda casa ha avuto una riduzione dello 0,7% dell'aliquota e questo è, e mi auguro sia molto chiaro ai cittadini, è il significato di cosa vuol dire autonomia. Noi l'abbiamo potuto fare perché abbiamo preso una competenza negoziando, è stato un lavoro duro, è durato anni perché poi devi prendere la competenza, fare le norme, trovare le coperture, però questo lo possiamo fare perché abbiamo valorizzato l'autonomia del Friuli Venezia Giulia, perché questa amministrazione regionale ha preso una nuova competenza che non avevamo.
E grazie a questo siamo riusciti a intervenire direttamente sui cittadini e sulle imprese, perché ci sono anche l'intervento che avevamo già fatto l'anno precedente e ovviamente prosegue negli anni per quanto riguarda le attività produttive, ma questo l'abbiamo potuto fare grazie all'autonomia del Friuli Venezia Giulia e alle risorse che grazie sempre a quell'autonomia riusciamo a poter gestire in favore degli interessi di questa regione. Il prossimo anno sarà, mi auguro, perché i primi mesi dell'anno dovrebbe essere l'approvazione definitiva della modifica di statuto in Parlamento, avremo finalmente il ritorno delle province elettive. E parlo di elettive perché per quanto ci riguarda fin da subito è stato chiaro che, e per due ragioni che mi permetto di raccontarvi, che era fondamentale l'elezione diretta da parte dei cittadini. E le due ragioni quali sono? La prima, abbiamo visto che quando si creano enti di secondo livello, a cui partecipano rappresentanti dei comuni che compongono quell'area, in realtà la capacità di sintesi è molto limitata. Perché cosa succede? Succede che giustamente, lo ripeto, io farei lo stesso. Se sono il sindaco di un comune, all'interno di quell'assemblea, di quell'organo, cosa farò? Cercherò di portare ovviamente il più possibile al mio comune. Io rappresento quel comune. Ed è normale che sia così. Ognuno ovviamente cerca di valorizzare il più possibile il territorio che rappresenta. Soltanto se noi invece diamo, il vincolo a chi rappresenta quell'istituzione di dover rappresentare tutta quell'area vasta, perché risponde a tutti quei cittadini dell'area vasta, noi siamo in grado di fare realmente politiche che siano comprensive di un interesse collettivo di quel territorio. E per questo la parte elettiva è fondamentale. E il secondo, ovviamente, perché abbiamo ancora l'illusione che chi amministra la cosa pubblica deve essere scelto o mandato a casa dai cittadini. Mi auguro che non sia un'illusione e che ovviamente ci possa essere sempre di più una partecipazione, perché il controllo anche della buona amministrazione passa prima di tutto, perché ormai siamo abituati che passa da un articolo su un blog, d'altro, no, passa prima di tutto dalla volontà popolare. E per questo abbiamo voluto reinserire, abbiamo un percorso anche questo molto travagliato, che è durato degli anni, perché non era tutto nelle nostre disponibilità, ma vogliamo partire il prossimo anno con le norme per ritornare finalmente a una libera scelta democratica da parte dei cittadini. Così come un importo record abbiamo messo sulla sicurezza, sempre per quanto riguarda l'assessore Roberti, e poi l'incremento, come vi dicevo, per quanto riguarda il Fondo Unico Comunale, per quanto riguarda sempre il 2026. Passiamo all'assessore Rosolén, con la quale, ecco, su questo io cito il primo, capisco che magari ci sono tante cose più interessanti che dopo cercherò ovviamente di toccare, però questo mi ha reso orgoglioso, una delle cose che mi ha reso orgoglioso di essere presidente del Friuli Venezia Giulia, ed è il programma GOL. Dentro il PNRR, come sapete, è il programma per quanto riguarda la parte occupazione, ma noi siamo la regione che è riuscita a garantire le migliori performance a livello nazionale in assoluto. E le migliori performance non è che qualcuno parte bene e qualcuno arriva ottimo come noi. C'è qualcuno che è veramente male, perché infatti abbiamo dovuto rivedere gli obiettivi anche come conferenza delle regioni insieme al Ministero, perché alcune regioni non raggiungevano neanche lontanamente gli obiettivi del programma. La Regione Friuli Venezia Giulia invece è stato un esempio nazionale che ha raggiunto tutti gli obiettivi, come vedete qui, addirittura superati quelli che devono essere del 36-2026 nel target 2025. Questo vuol dire che c'è stato un sistema che ha lavorato bene, una direzione che è riuscita a raggiungere dei numeri importantissimi e addirittura noi riusciamo, grazie a questo, siamo riusciti, grazie a questo, a spostare alcune risorse che erano destinate alle regioni che non hanno avuto performance al Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie all'ottimo lavoro che siamo riusciti a fare avremo ancora più risorse a disposizione per quanto riguarda la nostra regione. Sulla famiglia accennerò per quanto riguarda il 2026 perché sulla famiglia, come sapete, abbiamo fatto misure importantissime in questi anni. Siamo riusciti a sommare misura su misura e a raggiungere anche in questo caso un grado di intervento per quanto riguarda le politiche sulla famiglia estremamente importante, e così come anche in questo caso, dicevo prima l'assessore Bini e l'assessore Rosolén, la norma sull'innovazione sociale, che è un'altra norma quadro che racchiude una serie di interventi che guarda a tutte le esigenze della persona all'interno della nostra regione.
appunto dal lavoro alla famiglia, all'istruzione, alla formazione, con risorse dedicate, anche in questo caso che vengono implementate nel 2026 e faccio l'esempio sulla famiglia. Come sapete una delle misure simbolo della legge sul 2026 sono le misure proprio sulla natalità, con 32 milioni di euro sul 2026, ma 139 milioni di euro sul triennio per quanto riguarda diciamo, i contributi che garantiamo alle madri, 250 euro al mese per i primi 12 mesi, ma per le mamme under 30, 500 euro al mese sempre per il primo anno di vita del bambino e un contributo fino a 40.000 euro per l'acquisto della casa. Anche questo è un percorso che ci auguriamo di poter implementare negli anni successivi, ma io solo per darvi un dato, noi abbiamo incrementato in maniera esponenziale le risorse sulla famiglia rispetto a quanto abbiamo ereditato, oltretutto con percentuali, se tieni dentro una misura o l'altra, anche qui neanche noi non ci abbiamo chiari, però stiamo parlando di più dell'800% in più di risorse messe a disposizione per la famiglia in Friuli Venezia Giulia. Le misure sul lavoro, scienze della vita, FSE, anche queste una serie di interventi che sempre grazie alla direzione, che tiene anche ovviamente formazione, istruzione e ricerca, riusciamo a garantire la nostra regione. Proprio oggi l'assessore Rosalina ha portato la comunicazione sulla Valle dell'Idrogeno, su cui anche in questo caso abbiamo portato avanti tutti quegli obiettivi che ci eravamo dato, sia per quanto riguarda sia in termini di investimenti, ma in termini anche di collaborazione internazionale e di partecipazione a programmi europei. Passiamo all'assessore Scocimarro con la difesa dell'ambiente che in questi anni ha avuto, anche in questo caso magari tante volte, lo dicevo prima per quanto riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico, è un lavoro che magari non si vede e quando non si vede è positivo. È un lavoro importantissimo che è stato portato avanti dalla direzione per quanto riguarda gli interventi nel territorio del Friuli Venezia Giulia è fondamentale. Dobbiamo continuare a farlo, abbiamo messo ulteriori risorse a disposizione, ma anche in questo caso, come potete vedere, ogni anno decine di milioni di euro sono una scelta strategica di Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della nostra regione. Così come tutto quello che riguarda le fonti di energia alternativo, penso alle CER regionali o appunto quella strategia sull'idrogeno di cui ho parlato pochi secondi fa, con gli obiettivi approvati, perché ovviamente è una competenza oltretutto a cavallo tra l'assessorato all'energia e l'assessorato alla ricerca. Sul 2026, come vedete, diverse risorse destinate, ulteriori risorse per il dissesto idrogeologico, per la transizione energetica e confermiamo come ogni anno le agevolazioni carburanti che sono una maggiore competitività del nostro territorio, perché come sapete, non vi sto qua ad annoiare, però questo comporta una serie di spesa che rimane in Friuli Venezia Giulia fondamentale. Non stiamo parlando quindi soltanto delle scelte di Fabio di dire mettiamo risorse per il carburante, ma vuol dire trattenere nella nostra regione persone che altrimenti rischiano di andare oltre confine a fare una serie di spese, quindi minori entrate per noi, minore ovviamente opportunità per chi ha investito nel Friuli Venezia Giulia. Questo vale ovviamente poi gli interventi sull'efficientamento energetico, il bando stufa e tantissime altre risorse che abbiamo destinato in questo settore. Passiamo all'assessore Zanier con risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Anche in questo caso devo dire che le risorse a disposizione del sistema sono state importantissime. Come vedete il fondo di dotazione regionale ha avuto un importo complessivo di erogazione di 230 milioni di euro, che sono finanziamenti a tasso zero. Finanziamenti a tasso zero che vuol dire sostenere un sistema, farlo crescere, e devo dire che ha una capacità di tiraggio questo fondo che è straordinario, e quindi vuol dire che c'è un sistema che ne ha bisogno, ma soprattutto che lo rende poi in termini di crescita per un settore fondamentale quale è l'agricoltura della nostra regione. Per quanto riguarda il 2026 abbiamo incrementato ancora di più il fondo stesso, è di rotazione, quindi come capirete è un fondo che si autoalimenta con il ritorno dei prestiti erogati, ma noi incrementiamo ancora di più per aumentare gli interventi della nostra regione. Oltre a questo, devo dire, e ringrazio sempre l'assessore per il lavoro importante che ha fatto in questo periodo,
Anche l'ente pagatore sta lavorando per iniziare è complicato, ma in modo efficiente, e finalmente, rispetto anche agli impegni presi all'inizio del nostro primo mandato, siamo riusciti ad ottenere un risultato importantissimo, con anche le risorse destinate ovviamente per il personale e per far sì che il sistema possa erogare in tempi rapidi e certi le risorse ai nostri imprenditori. Per quanto riguarda gli assessori, con l'assessore che è stato un po' protagonista di tutti questi interventi, perché li ho raccontati, ma è l'assessore alle finanze, che poi con lei abbiamo scritto la legge di bilancio. Qua vengono citati gli investimenti 2025, quanto è stato stanziati, il bilancio, il PNRR, i programmi comunitari, gli Interreg, però, anche qua potete vedere l'elenco, la verità è che grazie a una seria tenuta del nostro bilancio siamo riusciti a raggiungere e dare disponibilità per tutti gli interventi che ho raccontato. Questo è, secondo me, la grande capacità di una regione. Essere in grado non soltanto di avere delle ambizioni, e tutti ovviamente, ed è giusto che ci siano per migliorare la risposta che diamo ai nostri cittadini, ma è fondamentale poi mettere in pratica. E se non si passa attraverso una disponibilità economica strutturale, queste cose in pratica non si mettono. E per questo io ringrazio ovviamente l'assessore Zilli per il lavoro che ha fatto, che continua a fare in un ruolo estremamente delicato. Anche questo, tante volte, come capirete, mettere insieme diverse esigenze, oltretutto tutte non soltanto rispettabili, ma anche condivisibili, è estremamente complicato. Ogni legge di bilancio, ogni assestamento comporta ovviamente la capacità di mediazione, di trovare gli equilibri, e ovviamente questo è stato reso più facile grazie a un bilancio solido che riusciamo a garantire da quei prossimi anni. Su questo io voglio dire, tante volte mi dicono il Friuli Venezia Giulia avrà sempre tutte queste risorse. Io penso, dopo milioni in più, milioni in meno, però che noi abbiamo stabilizzato il bilancio del Friuli Venezia Giulia. Non è che siamo di fronte a una bolla che poi ritorna ai 4 miliardi e 100 del 2019. Siamo di fronte a qualcosa, ribadisco, milioni in più, milioni in meno, che è strutturato, e per questo continuiamo a poter investire, continuiamo anche a poter guardare le prossime annualità con le spalle robuste per continuare a dare risposte ai nostri cittadini. Io voglio solo concludere dicendo una cosa, che troppe poche volte lo faccio. Io voglio ringraziare sinceramente tutta la mia giunta, perché sto vedendo anche cosa avviene in altre realtà nazionali. Noi ovviamente, ognuno poi ha il suo punto di vista, ognuno porta avanti le istanze della propria direzione, però siamo stati in grado di essere una squadra seria, che è in grado di collaborare, e i numeri che oggi stiamo vedendo testimoniano che i risultati per il Friuli Venezia Giulia ci sono. E questo è frutto, ribadisco, non di qualche idea brillante, ma di una squadra che si è mossa insieme. E con i miei assessori ringrazio tutte le direzioni che hanno lavorato a fianco e supportandoci, dandoci anche i consigli, dicendo quali sono i limiti di interventi che possiamo fare, che è fondamentale. E così come una maggioranza che sempre in modo coeso si muove. Anche in questo caso discussioni ci sono, è normale che sia così. Però devo dire, rispetto ad altre realtà di fatto non esistono, ma soprattutto riusciamo sempre poi a raggiungere gli obiettivi in modo efficace, che ci permettono di continuare, devo dire, avere un'ottima risposta da parte dei cittadini di questa regione. E per questo, in qualità di Presidente, che ho dovuto raccontare tante competenze che sono in realtà degli assessori, non mie, però abbiamo semplificato così rispetto ai primi anni dove ognuno parlava, che altrimenti diventava estremamente lungo. Però per questo voglio ringraziare una squadra che è in grado di lavorare insieme, così come ovviamente tutta la mia struttura della Presidenza, a partire da Edoardo a tutta la mia segreteria, al direttore generale, al segretario generale e tutti coloro che ogni giorno mi sopportano e cercano di mettere a terra poi anche quelle idee che vengono fuori e che ci portano però secondo me ad avere degli ottimi risultati. Quindi io veramente ringrazio tutti di cuore, perché tante volte il Presidente si prende gli oneri e gli onori, ma tanti onori sono dovuti in realtà al lavoro di tantissime persone e non per merito mio. Io cerco soltanto di tenere un po' insieme il tutto e cercare di fare del mio meglio. Quindi veramente io ringrazio tutti voi, auguro anche a tutti i presenti i migliori auguri di buon Natale. Avremo altre conferenze stampa da fare insieme, non so dirvi quante, perché
non so dirvi quante, ma spero più di 3 e, e auguro a tutti voi veramente i migliori auguri di buon Natale e Strano Nuovo. Grazie di cuore. Facciamo, sì, facciamo partire la musica.